le due mani grandi sono le mani di Stefano che si aprono e sostengono, e le mani colorate sono le mani di tutti quelli che hanno collaborato, compresi i pazienti. Nel mosaico ogni tessera è diversa, fragile se presa singolarmente, ma capace di diventare armonia quando trova il proprio posto accanto alle altre. Così è la medicina, così è stata la missione del dottor Lamon: unire competenze, ascolto, umanità. Attorno all'opera le mani raffigurate raccontano una comunità che sostiene, accompagna, protegge con 1000 colori. Mani che curano, che stringono, che non lasciano soli. Un tributo che parla di professionalità, ma soprattutto di relazione e responsabilità reciproca. L'opera è di due giovani artisti, allievi della scuola musiva di Spilimbergo, che hanno rielaborato il simbolo dell'oncologia di Oderzo. Gli artisti sono due, e uno è un amico nostro caro, amico di Stefano e mio, Alfonso Malacchini, che vive a Paese, a Treviso, ma ha studiato a Spilimbergo, alla scuola di mosaico. E lui ci ha presentato la giovane mosaicista Viviana Morra, che insieme hanno realizzato quest'opera e l'hanno fatta con grande emozione, con grande partecipazione. Alla cerimonia, partecipata e commossa, anche la sindaca Maria Scardellato, le istituzioni sanitarie e naturalmente parenti e figli, Giovanna, Giuseppe e Pietro. È difficile molto ricordare papà, soprattutto perché ricordo ancora fresco, un po' di dolore ovviamente c'è. Diciamo che i momenti belli in cui ci piace ricordarlo sono proprio questi. Il mosaico è solo il simbolo di quello che in realtà c'è dietro la telecamera, un sacco di gente e l'amore che si provava per papà, ecco. Come unica vera passione aveva l'amore per la vita e per il donare e preservare la vita degli altri e la felicità anche. Commosso anche il ricordo del dottor Benazzi, la cui infanzia è stata condivisa proprio con il dottor Stefano Lamon. Non ci sono parole per ricordare una persona di questo tipo, ne nascono poche, purtroppo, però sicuramente quando poi se ne vanno lasciano una traccia che resterà indelebile per sempre nei nostri cuori. Quindi grazie Stefano e grazie a voi.